Beh, niente, è semplicemente arrivata con almeno 3 anni di ritardo, tutto là il commento, perché non c'è altro da dire, mentre invece poco più di o poco meno di 3 anni fa è stato tentato di buttare tutto a catafascio. Si, pensava di chiudere l'indagine appunto per suicidio. Io sono rimasto sempre convinto che non poteva andare così, per fortuna, e questo è un grazie che dobbiamo tutti al dottor Dainotti, che si è opposto, anche lui, ma non solo lui, si sono opposti, ma serviva poco, era lui che era l'ago della bilancia. Guai se questa roba, a parte che se sarebbero stati fatti dei ricorsi mostruosi, mondiali, a livello di Roma, a livello di Bruxelles se serviva, io e Sergio eravamo capaci di andare in corteo a Roma a mettere su striscioni a Bruxelles, non ci fermavamo, come adesso non ci ferma nessuno. Atteso a lungo insomma questa notizia. È arrivata con relativo, io aggiungerei colpevole ritardo, ma meglio tardi che mai, grazie senz'altro ai nuovi procuratori che finalmente hanno capito, che hanno voluto ammettere che questo non è, grazie appunto alla dottoressa Cattaneo, che non poteva essere un suicidio, io l'ho detto da subito e per fortuna così è, questo è un omicidio, punto e basta, è anche premeditato. Pensa che si arriverà finalmente alla parola fine e verità? Sperare, certo, non può non essere. Io sono convinto che è qualcuno, perché non è una sola persona che secondo me è implicata, non potrà non fare dei passoni falsi come succede quasi sempre, per fortuna, che darà fuoco alla miccia se vogliamo e non potrà non scoppiare, la verità scoppierà.